Filante, Filante, vicolo Garbatella, chi abita al vicolo Garbatella? Questo è il Monte dei Pegni di Roma, anticamente detto Sacro Monte della Pietà. Fondato nel 1539 da Fra Giovanni da Calvi, è poi governato dai tesorieri dello Stato Pontificio, di cui diviene il più solido organismo finanziario. Nel 1749 il monte assume la sorveglianza della zecca. Ed ecco la stadera usata nel 1600 per pesare l'oro e l'argento ad essa destinati. Questo è il forziere. Le cedole emesse dal monte divengono ben presto moneta corrente e Pio VI ne bandisce i falsari. Oggi, pur adeguandosi alle esigenze della vita corrente, il monte rimane pervaso dallo spirito che ne segnò l'origine e il fine. Così questa cappella, costruita verso la fine del Seicento, accoglie ancora i fedeli ai quali porge il viatico. $500. Va bene. Il suo nome? Maria Cristina di Svezia portò al monte i gioielli della corona per rinsanguare le casse del suo regno, mentre un re francese domanderà un prestito per costruirsi questa berlina. Vuoi che vada io? No, ci vado io. Lasciami la sigaretta. Mi raccomando, devo pagare gli operai. Roma repubblicana. Il triumvirato ordina il blocco della moneta del monte in favore delle casse popolari. 4 luglio 1849. Muore la giovane Repubblica. L'ordine è ristabilito, mentre sulla via di Venezia, come per un segnale di riscossa, si leverà la spada di Garibaldi in difesa di un popolo sofferente ed oppresso. Aspromonte, Fortezza del Varignano, Mentana, tappe gloriose del viaggio che compirà quella spada levatasi al grido disperato di Roma o morte. E in virtù di quel legame che vincola gli eventi della storia al destino degli uomini, finalmente a Roma la spada troverà asilo qui, al Monte della Pietà, forse accanto allo schioppo del volontario di Calatafimi. Crispi ordinerà la restituzione della spada al generale, a spese del governo. Ancora oggi, a chiusura del bilancio annuale, la direzione del Monte provvede alla restituzione gratuita di alcuni pegni modesti. La storia lascia ormai il posto alla cronaca della giornata.
Qui tante persone trovano appagamento ai loro immediati bisogni. E qui, con le cose degli uomini, rimane custodita l'anima della città. La sua carta d'identità, per favore. Questo è Prato. Va bene? Forza, ha preso. Su, giovanotto. Un momento. 18.000 tutto. Ma che vuole? Guarda che tipo! $500. Questi neanche li prendiamo. Beh, 1.000 tutto. Alla valigia ci pensiamo noi?
Mi dispiace, la polizza è scaduta, la spilla è già in vendita. Omega oro uomo con bracciale oro, grammi 53, lordi 20.000, 21.000? 22.001, 22.002, 22.003, venduto al signore! 359, 359, 360, 360, 361, 62, 63, 64,